Cari amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono felice di ritrovarvi e di portarvi delle belle notizie riguardo le ultime partite dell'Italia. Infatti l'Italia, come avevo preannunciato, avrebbe giocato i quarti di finale contro il Belgio. È riuscita a vincere per 2-1 grazie ai gol di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne. L'Italia ha giocato una partita perfetta, senza sbagliare nulla, se non il rigore che ha concesso per un piccolo errore, che ha rimesso un attimo in ballo la partita, ma per il resto i ragazzi hanno giocato in maniera impeccabile, non hanno sbagliato nulla, creavano molte occasioni e hanno rischiato più volte di segnare. Infatti subito nel primo tempo ha segnato 2 gol l'Italia e si è fatta riagguantare per 2-1 verso fine primo tempo. Inoltre è stata anche aiutata dal suo portiere, ovvero Gigio Donnarumma, che grazie a 2 o 3 bellissime parate ha mantenuto il punteggio sul 2-1. L'Italia è riuscita a contenere il Belgio, che era prima nel ranking europeo dopo le ultime prestazioni che aveva fatto la squadra belga. Il Belgio ha grandissimi giocatori come Lukaku, De Bruyne, però grazie al gioco di squadra, alla voglia di sacrificarsi e all'impegno che ci hanno messo i ragazzi, sono riusciti a passare il turno anche quasi abbastanza agevolmente. Dopo questa grande prestazione, l'Italia si è ritrovata in semifinale a giocare contro la Spagna. Avversario molto ostico, soprattutto per il fatto che rispetto a tutte le altre squadre che avevamo affrontato, la Spagna giocava in modo molto simile a noi, ovvero gioca con molto possesso palla, cercando di trovare nel momento giusto l'imbucata vincente, mentre le squadre che avevamo affrontato fino ad ora erano tutte squadre che cercavano di giocare in ripartenza con i loro giocatori più forti. Questo infatti contro la Spagna ci ha messo molto in difficoltà, abbiamo sofferto molto, la partita non è stata esattamente come quella del Belgio, però il risultato è comunque stato a nostro favore. Infatti la partita è terminata 1-1 nei tempi regolamentari, con il gol per l'Italia di Federico Chiesa, che ancora una volta ci è riuscito a trascinare. Dopo aver fatto l'1-0 l'Italia con Federico Chiesa si è fatta rimontare grazie al gol di Morata, entrato nel secondo tempo, attaccante della Juventus. E l'Italia ha sofferto molto, siamo andati ai supplementari, abbiamo continuato a soffrire, ma come una grande squadra abbiamo sofferto tutti insieme per la stessa maglia, per lo stesso paese, e combattendo tutti insieme siamo riusciti a portare la partita ai rigori, dove poi probabilmente l'esperienza ci ha permesso di vincere questa partita. Sono stati rigori emozionantissimi, sempre grazie a un super Gigio Donnarumma che ha parato un rigore decisivo, e grazie anche a Jorginho che ha segnato il rigore per noi, l'ultimo rigore, siamo riusciti a vincere la partita e a qualificarci per la grande finale degli europei, che sarebbe un grandissimo trofeo da raggiungere e quindi speriamo tutti insieme di vincerlo. Dopo questa grandissima vittoria che ci ha permesso di arrivare in finale, gli italiani hanno festeggiato tutti insieme in tutte le città d'Italia, Como, Milano, Roma, Napoli. Ci sono stati festeggiamenti ovunque, gente che scendeva in piazza ad esultare, gente in giro che suonava il clacson. È stato davvero un bel momento. Adesso andiamo tutti a Wembley a goderci la finale, che giocheremo contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca, e sarà molto probabilmente l'Inghilterra perché è data come favorita. Ci sono stati tantissimi italiani felici di questa vittoria e non mi resta altro che dirvi di tifare tutti insieme per questa nazionale che ci sta regalando grandi gioie, e quindi aspettiamo tutti con ansia domenica, il giorno della partita, per tifare tutti insieme per la stessa bandiera. Ora vi saluto e ci rivediamo alla prossima puntata della rubrica settimanale sportiva, sperando di portarvi altre buone notizie. Quindi ciao a tutti e forza Italia!